Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre un'ora e mezza con collegamenti dalle nostre redazioni in tutto il Veneto per raccontarvi tutte le novità che stanno accadendo in queste ore nella nostra regione. Parleremo molto anche dell'emergenza migranti con dei collegamenti in diretta da Padova e da Treviso, nel corso dei quali faremo il punto della situazione. Ma intanto apriamo parlando di uno di quei comuni del Vicentino che si erano visti, lo ricorderete, si erano visti recapitare per così dire dei profughi davanti al municipio. Il comune di Sovizzo appunto era stato uno dei comuni destinatari di profughi. Con un accordo ora la prefettura ha consentito l'accoglienza negli immobili confiscati alla mafia nel loro territorio comunale. Accoglienza migranti che il mese scorso nel Vicentino era balzata alle cronache per le modalità in cui alcuni comuni si erano visti recapitare i profughi sotto ai rispettivi municipi. In quell'occasione a Sovizzo erano arrivati 3 cittadini del Mali. Dopo il confronto con la prefettura l'accordo: saranno ospitati negli immobili confiscati alla mafia. Abbiamo trovato la quadra per poter ospitare questi 3 migranti che ad oggi sono ospitati presso una famiglia per il mese di agosto, fin tanto che poi non li trasferiremo sui nostri appartamenti che abbiamo, che ci sono stati dati come beni sequestrati, affidati a noi dall'Agenzia dei Beni relativi, per cui li ospiteremo in queste stanze. L'accordo con il prefetto sono di 6 persone su 2 appartamenti, 3 e 3, mentre abbiamo altri 3 appartamenti a disposizione, ma che utilizzeremo per i cittadini di Sovizzo che hanno delle necessità locative. Rappresenta un esempio di accordo nel Vicentino per compensare la fame di alloggi necessari per far fronte all'accoglienza. Ma non solo, il sindaco guarda oltre e pensa al modo in cui i 3 giovani possano sentirsi integrati, a partire dal corso di lingua italiana e ad un'occupazione. L'accordo prevede che ci sia un affidamento a un ente gestore. Abbiamo la cooperativa Paripasso che se ne sta occupando, e lì uno degli accordi, oltre all'ambientamento, l'italiano, cioè capire dove sono, è quello di metterli a fare un'attività sul territorio. Sarà un'attività di volontariato all'inizio, perché di fatto non hanno il permesso di soggiorno, non possono ottenere un posto di lavoro, ma l'attività di volontariato questa sì, la possono fare, la possono svolgere sempre con un accordo a triangolare noi, la cooperativa e la prefettura. Dunque l'emergenza migranti sempre in primo piano anche nella nostra regione. Tra poco ci collegheremo anche con Padova e Treviso per le ultime novità. Nel frattempo ascoltiamo la voce di Don Dante Carraro, anima di Medici con l'Africa QAM, che ci racconta del suo ultimo viaggio tra l'Etiopia e il Sudan. A breve tornerà in Africa e racconta di situazioni disperate, grandi migrazioni interne, e lancia anche un appello che va oltre gli sbarchi. Serve un aiuto concreto per la ricostruzione in questi paesi. Quando ho visitato l'ospedale di Shire, uno di questi 4 ospedali, l'ospedale un po' più importante, quel team di 7-8 giovani medici etiopi mi guardava con 2 occhi a dirmi: Don Dante, stateci vicino, non vogliamo scappare, vogliamo dare e fare tutta la nostra parte, però aiutateci a metterci in condizione di poterlo fare. È una voce diversa che va ad aggiungersi al dibattito sull'emergenza profughi, con la passione e la forza di cui è sempre stata capace. Medici con l'Africa QAM, da 73 anni in Africa per portare sostegno e cura nei paesi più fragili del mondo. Una narrazione diversa è quella di Don Dante Carraro, tornato solo 2 giorni fa dal viaggio che l'ha portato insieme ad un altro medico vicentino, il dottor Vincenzo Riboni, in Etiopia, nel Tigray, e poi in Sud Sudan. Su 4 ospedali dell'area, 2 sono stati bruciati e 2 funzionano al 30%. Quando capita questo, la gente scappa, cerca di trovare risposte altrove. E anche internamente, perché il grande fenomeno migratorio al 90% è intra-Africa. Il racconto di un territorio sfruttato, martoriato, ora alle prese con la delicata ricostruzione dopo una guerra interna. A partire sono gli stessi medici e sanitari che non trovano più le condizioni per operare in quei territori. Tanti giovani medici, infermieri, eccetera, che sono scappati, alcuni altri hanno provato a restare, per esempio. Allora, quelli che sono restati non hanno avuto il salario per 6 mesi. Su 6 milioni di abitanti nella regione del Tigray, 500.000 persone nell'ultimo anno si sono spostate. Oggi vivono nei campi profughi, ma non potranno restare lì a vita.
E allora apriamo una pagina su alcuni dei problemi che ci sono nella nostra regione, anche le polemiche in attesa di collegarci con Padova e Treviso con gli ultimi aggiornamenti per la questione migranti. Partiamo dalla Marca trevigiana perché si alza la tensione all'interno del Consorzio Superiore del Prosecco, sotto accusa da parte di oltre 200 produttori tra Conegliano e Valdobbiade nell'operato della dirigenza guidata dalla presidente Elvira Bortomiol. In una conferenza stampa c'è stato l'annuncio della nascita di un comitato spontaneo di controllo a tutela anche legale della denominazione. La fiducia nei confronti del Consorzio è minima. È a garanzia di qualsiasi promessa, verbale o scritta o fatta da esso. Abbiamo deciso di costituirci come un comitato. Si alzano i toni all'interno della denominazione superiore del Prosecco, si alzano con la nascita di un comitato spontaneo di vigilanza sull'operato del consorzio. Protagonisti oltre 200 firmatari, oggi rappresentati da questi produttori che hanno deciso di tornare a farsi sentire. Infatti, dopo le polemiche della gestione di Innocente Nardi, ora sotto esame è l'attuale presidente Elvira Bortolomiol e tutta la dirigenza per non aver adeguatamente difeso la denominazione da quella che è stata definita la volgarizzazione del Prosecco. Per quanto concerne la nostra posizione nei confronti del consorzio a guida Bortolomiol, esprimiamo la nostra insoddisfazione per il suo operato relativamente alle vicende note. Sul piatto la difesa di un territorio e la distinzione di un prodotto. Il primo sono le colline tra Conegliano e Valdobbiadene con costi di produzione 4 volte superiori alla pianura. E il secondo è il Prosecco superiore a denominazione di origine controllata e soprattutto garantita, che in un momento di restrizione dei mercati non può lasciare spazi ad altre denominazioni. Riteniamo infatti che questo consorzio non possa e non debba più esimersi dal non contrastare ciò che non è rispettoso della legalità. Il rispetto della legge è un dovere e il nostro consorzio si chiama Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene. Sotto accusa in particolare la comunicazione degli eventi legati al vino e al territorio come il percorso delle colline del Prosecco o gli autobus Prosecco Hills che hanno innescato la prima lettera dei 200 firmatari. Questa però era indirizzata all'associazione Colline UNESCO e alla presidente Marina Montedoro che ha capito subito la situazione a partire dai cartelli per i turisti. Ho detto che stanno producendo degli adesivi per correggerli e quant'altro, quindi vuol dire che c'è la volontà di rispondere alle richieste. Tra le condizioni dettate alla presidente Bortolomiol la più importante riguarda la completa tutela legale. Richiediamo che venga esercitata da parte degli enti preposti opera di vigilanza e controllo con la costituzione da parte degli enti preposti di un ufficio legale che sia dedicato a questo scopo. Questa dunque è la situazione sul fronte del Prosecco. Un altro fronte aperto è sull'altopiano di Asiago, quindi siamo in provincia di Vicenza dove c'è stata un'ennesima predazione, una manzetta è stata divorata viva dai lupi alle mellette, ma in Europa sembra che stia iniziando a muoversi qualcosa. Uno squillo, anzi un ululato, si leva dall'altopiano dei 7 comuni e uno squillo risponde da molto lontano, addirittura da Bruxelles. Già, perché in corrispondenza con l'ultima predazione avvenuta alle Melette, dove una manzetta è stata predata negli ultimi giorni dal peggio, arriva una novità piuttosto importante dall'Europa. Per la manza delle Melette uccisa e divorata viva come tante altre in quest'estate non c'è più niente da fare, ma per la situazione dei selvatici in altopiano forse sì. Per decenni il lupo è stato considerato una specie in via di estinzione, mentre sono in molti, anche in Veneto, a ribadire oggi che questa lettura non sia più corrispondente al vero. E lo dice pure la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha raccolto molte segnalazioni in arrivo da tutta Europa. Il ritorno del lupo nelle regioni dell'Unione Europea, dove è stato assente per tanto tempo, sta portando a una crescente tensione, soprattutto con il mondo agricolo. Von der Leyen ha sottolineato come la concentrazione di branchi di lupi sia diventata un pericolo reale per il bestiame e in alcune situazioni anche per gli esseri umani. L'Europa invita quindi a rispondere alle problematiche utilizzando l'assetto legislativo europeo che consente di muoversi. Intanto c'è tempo fino al 22 di questo mese per segnalare proprio alla Commissione europea i dati sulla presenza di lupi nei vari territori e alla fine Bruxelles deciderà se modificare lo status di protezione del lupo e aggiornare il quadro giuridico. Tradotto, potrebbe non essere più considerato in pericolo e potrebbero partire piani di abbattimento, selezione, contenimento della specie.
E da Venezia arriva subito un appello che vede protagonista il consigliere regionale Stefano Valdegamberi nel chiedere alle associazioni di categoria del mondo agricolo, alla Regione e allo Stato l'invio immediato di dati verificati sulla presenza di lupi nella nostra regione. E dall'altopiano ci spostiamo nel Bellunese per raccontarvi di una tragedia sugli impianti di risalita delle funivie Arabba. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato nel sistema fune carrucola di un pilone della seggiovia che da Arabba sale al passo Padon. I soccorsi sono stati vani. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, lo scenario quello attraversato dagli impianti di risalita della società Funivie Arabba. Il luogo maledetto un pilone, il 13° della seggiovia Padon 1 che sale da Arabba verso il passo Padon. È lì che ha trovato la morte Massimo Crepaz, operaio dipendente della Funivie Arabba, addetto alle manutenzioni degli impianti. L'uomo, 57 anni, di Livinallongo del Col di Lana, sarebbe rimasto impigliato nel sistema fune carrucola per cause che l'autorità giudiziaria con i tecnici dello Spisal, dell'Ulse Dolomiti stanno accertando. Fondamentale la testimonianza del collega che si trovava a bordo del carrellino utilizzato per i lavori di manutenzione sugli impianti di risalita. È stato lui sotto shock a lanciare l'allarme che ha fatto convergere in zona i soccorritori. È lì soccorso di Bolzano e di Pieve di Cadore, con le squadre del soccorso alpino della Val Pettorina e di Livinallongo. A questi ultimi il compito di recuperare il corpo della vittima rimasto impigliato alla fune dell'impianto. La salma di Massimo Crepaz è stata trasferita al passo Fedaia e affidata ai carabinieri e al carro funebre. Non è escluso che la magistratura, dopo gli accertamenti esterni, possa decidere per un'autopsia. Un incidente, l'ennesimo sul lavoro, che si aggiunge alla lunga lista di morti bianche che continuano a lasciare profonde ferite nel paese e che interrogano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri era l'ultimo giorno di apertura estiva degli impianti di risalita nel comprensorio di Arabba Passo Padon. Questa mattina le squadre che si occupano della manutenzione in vista della stagione invernale si sono subito messe al lavoro, ma per l'operaio di 57 anni, stimato ex allenatore del Fodom Calcio, l'incontro con il destino è stato fatale. Ed ora parliamo di Carovita, perché a lanciare l'allarme è la CIA, le classi più deboli vivranno un autunno molto difficile. Sentiamo allora in diretta, in collegamento da Padova, Francesco Ratai. A te la linea, Francesco. Sì, buongiorno da Padova. Siamo nella sede della CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori. Con me il direttore Maurizio Antonini, e siamo con lui per parlare di un tema che tocca più o meno tutti quanti, perché l'inflazione sta scendendo, però i prezzi dell'alimentare, della frutta, della verdura, dei beni essenziali come pasta e latte sta scendendo, ma non così tanto. Parliamo di dati abbastanza preoccupanti per quanto riguarda appunto il comparto dell'alimentare essenziale. Sì, il comparto primario è una situazione di grosse difficoltà da parte dei consumatori, da parte delle categorie deboli. Se l'inflazione galoppa al 6%, l'aumento nei scaffali aumenta anche dal 14 al 16-18% delle materie prime, quindi frutta e verdura, ma anche latte e pasta, come lei ha ben detto. Quindi una situazione di grande difficoltà di spesa, di grande difficoltà economica, soprattutto per le classi più deboli, per i cittadini più deboli, mi riferisco ai pensionati, ma non solo, ma anche alle famiglie numerose e tutti quanti i consumatori in genere. Ecco, voi lanciate un allarme, attenzione, in quest'autunno che sarà caldo, il rischio è che in molti si troveranno davanti alla scelta se comprare da mangiare o pagare le bollette. Sì, non solo. Oltre a questo metto anche l'altro elemento importante per quanto riguarda sempre i nostri pensionati, ma anche le categorie più deboli, che è la sanità. Perché l'altro aspetto negativo oggi nel Veneto, ma non solo nel Veneto, l'abbiamo visto anche a livello nazionale, è anche la sanità, e quindi le difficoltà che oggi hanno le nostre aziende, che hanno oggi i nostri consumatori, che hanno oggi le categorie più deboli, vuol dire anche sì alimentarsi, ma anche curarsi, quindi un doppio problema su una situazione di grande difficoltà del comparto complessivo. Ecco, resta il fatto che quando si arriva al supermercato o al mercato e si vedono questi prezzi alle volte raddoppiati,
il pensiero che si fa, ecco, gli agricoltori come ci lucrano, ma è proprio così? Guardi, noi lo continuiamo a dire, non solo noi ma anche le altre organizzazioni, il mondo dell'agricoltura lo continua a dire. Fatto 100 il valore finale dal 14 al 18% va agli agricoltori, quindi una situazione di difficoltà, ma soprattutto se poi mettiamo in campo anche l'altro aspetto che è l'aumento dei prezzi per le produzioni, l'aumento del gasolio, l'aumento dei concimi, l'aumento proprio per produrre materie prime. Quindi gli agricoltori hanno da una parte grossi aumenti, l'85% del costo del gasolio l'anno scorso, e dall'altra parte sempre prezzi sempre più inferiori rispetto al valore del costo, e quindi su questo bisogna intervenire. Su questo noi chiediamo con forza e determinazione che ci sia una norma, una legge che preveda che almeno sia riconosciuto agli agricoltori il valore del costo del prodotto. Ecco, uno dei temi che l'anno scorso colpiva l'aumento dei prezzi era anche l'aumento dei fertilizzanti, anche legato alla questione della guerra in Ucraina, perché sappiamo che dalla Russia e dall'Ucraina arrivano molti dei fertilizzanti che vengono utilizzati nei campi. È ancora così? C'è ancora questo blocco? C'è ancora questa grossa preoccupazione, c'è ancora questo blocco. Oggi i concimi hanno avuto un aumento importante, soprattutto i concimi azotati, l'urea e i nitrati ed altro, e quindi anche su questo grossa preoccupazione del mondo dell'agricoltura. Ecco, se c'è un appello che vi sentite di fare al governo, qual è? Quello che dicevo prima, noi pensiamo che oggi sia arrivato il momento, lo abbiamo già detto, ma ci sono già delle norme che lo prevedono, ma dobbiamo che queste norme diventino realtà, che sia riconosciuto agli agricoltori il valore del costo finale del prodotto della materia prima. Ecco, mi sembra tutto molto chiaro. Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai e al suo ospite. Insomma, non sono buone notizie quelle che ci arrivano su quella che sarà la situazione questo inverno. Noi abbiamo aperto questa edizione parlando di migranti. Ebbene, rimaniamo a Padova anche se ci spostiamo di zona nella città. Dunque a Padova ci sono più di 130 migranti ospitati nelle palestre di 2 scuole, la Media Falconetto e l'Istituto Agrario Benedetto da Norcia, a cui si aggiunge poi la palestra di Feriole di Selvazzano. Il 13 settembre, che è il giorno di ritorno in classe, si sta avvicinando e in città c'è grande preoccupazione. Quindi ci colleghiamo sempre con Padova, però con Chiara Gaiani che ci aggiorna su quella che è la situazione migranti in città. Te la linea, Chiara. Un buongiorno da Padova, dove si è appena conclusa la cerimonia di avvicendamento al comando della Legione Carabinieri del Veneto con l'ingresso del generale Giuseppe Di Liso che a Palermo proprio pochi mesi fa ha arrestato Matteo Messina Denaro. L'occasione anche per fare il punto con le autorità cittadine per il prossimo imminente arrivo di nuovi migranti e soprattutto per quella che è stata l'accoglienza fino ad ora, ovvero l'ospitalità all'interno di alcune palestre, 2 delle quali dovranno essere liberate proprio per fare spazio alle scuole che iniziano il 13 settembre. E allora sentiamo le interviste che abbiamo raccolto con il collega Cristian Roque Allende, prima al prefetto di Padova che ha assicurato che le scuole verranno liberate, e poi al sindaco di Padova che è anche presidente della provincia di Padova, Sergio Giordani. Poi la linea può tornare a voi. State lavorando? Certo, come tutti i prefetti d'Italia e come tutti i sindaci d'Italia. Si può dire solo se state prendendo in considerazione di guardi, una caserma dismessa? No, assolutamente. Guardi, io non posso darvi informazioni di questo tipo perché sono informazioni che in qualche modo riguardano una dimensione in movimento, e quindi Ma le scuole saranno libere per il 7 di settembre, come noi abbiamo preso un impegno e mi pare che sia giusto che gli studenti possano fruire, che gli scolari in questo caso possano fruire degli spazi che sono demandati anche alla loro educazione e formazione, in questo caso sportiva. Sono preoccupato che arrivano tante persone, è finito? Ma non so i numeri, sa solo lui, basta. Che devo sa qualche soluzione, sto pensando. Tu guarda, piena collaborazione con i sindaci, con i migranti, con tutti quanti. A parte le palestre, cos'ha lei a questo punto? Niente. Niente più? Non so, abbiamo 150 nel SAI,
abbiamo minori accompagnate, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. La discussione, anche se vivace, era quando arrivano, dove li mettiamo? Come regione, come provincia? Ipotesi tendopoli? Non lo so lui. Secondo lei c'è l'ipotesi di una tendopoli a Padova? No, non credo proprio. Questo dunque è il sindaco Sergio Giordani di Padova. Avete sentito quali sono le ultime novità da Padova sulla questione migranti. Noi adesso però ci spostiamo di fronte all'ex caserma Serena a Treviso, dove è in collegamento con noi Lucio Zanato. Dentro la caserma credo ci siano 500 richiedenti asilo. Oggi è arrivato anche il vescovo Tomasi, vero Lucio? Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono circa 600 gli ospiti, almeno questo ci ha detto Marinese, responsabile della struttura, oggi al termine della cerimonia, che poi è stata una santa messa, oltre che la visita fatta appunto da Sua Eccellenza il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. La prima notizia riguarda proprio la fede, nel senso che 50 ospiti della caserma Serena il 20 di settembre saranno in udienza dal Santo Padre a Roma. Questa è una delle notizie che sono arrivate al termine della celebrazione. Momento particolare durante l'omelia, proprio quando il Vescovo Tomasi ha detto che ognuno deve fare la propria parte, ovvero da una parte ovviamente le istituzioni, trovare una soluzione per queste persone che arrivano, che però fanno parte ormai di un tessuto sociale che è quello della nostra società, che sono a crescita zero, quindi c'è come dire, quasi bisogno che loro rimangano qui tra di noi, ma bisogna farli stare inserendoli con il rispetto delle regole che devono essere fatte rispettare ovviamente, e devono essere rispettate da chi si inserisce, quindi corsi di come dire, formazione per quanto riguarda i migranti, ma soprattutto il lavoro. Quindi il lavoro è la chiave per dare una soluzione a questi hub, perché non diventino dei ghetti sostanzialmente. Lavoro che in molti casi sta arrivando, considerata l'esigenza che hanno le nostre imprese, ma che non è controbilanciato da una presenza abitativa. Siamo tornati un po' a 20 anni fa. 20 anni fa, se ricordate, ad esempio qui a Treviso c'era addirittura una rullottopoli appena fuori le mura di Treviso, in strada Ovest, ci sono state le tendopoli appena all'esterno, nella zona di Monigo. Poi gli industriali costruirono degli appartamenti, una ventina di appartamenti a Casiera, e proprio il sindaco Carrareto, che con il sindaco Mario Conte erano qui presenti alla celebrazione, il sindaco Carrareto ha detto: bisogna tornare a quello schema che forse è l'unico che funziona, ovvero le imprese che hanno bisogno di operare per andare avanti, perché altrimenti non producono, devono fare uno sforzo magari in collaborazione con le istituzioni, quindi con la regione, con il governo nazionale, ma anche con l'Europa, perché si possano realizzare delle strutture non di accoglienza, ma proprio di vita per queste persone, perché se hai un lavoro e se hai una casa e se rispetti le regole sei il benvenuto in questo nostro territorio. Queste sostanzialmente sono state le notizie che sono state date, appunto, al di là del fatto che ormai ci sono 600 persone e che finché comunque ci saranno emergenze nel mondo, una struttura come quella della Serena difficilmente verrà smantellata. Tutto il resto ve lo racconteremo naturalmente nel corso dei telegiornali della sera. 6 domande? No, tutto chiarissimo, grazie Lucio, è stato estremamente esaustivo. Lucio Zanato in diretta, era l'ex caserma Serena di Treviso. Noi adesso parliamo di cronaca, perché un 39enne è stato arrestato per tentato omicidio a Villafranca Padovana, ha coltellato l'ex moglie in camera da letto. La donna per fortuna non è in pericolo di vita. Era tornato a casa a Villafranca Padovana da pochi giorni, dopo essere stato allontanato dall'autorità giudiziaria dall'abitazione in cui viveva con la sua famiglia un anno e mezzo fa, a seguito di una denuncia per maltrattamenti. Non è bastato però, perché ieri notte l'uomo, un 39enne, ha nuovamente aggredito l'ex moglie con un coltello mentre era a letto. Sul posto sono giunti i carabinieri allertati dal 118, che era stato contattato dalla donna. Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito l'ex moglie con un coltello da cucina durante un litigio mentre era in camera da letto. Una tragedia sfiorata e annunciata. L'uomo, infatti, era già stato denunciato per maltrattamenti e allontanato da casa.
Recentemente la coppia si era riavvicinata, probabilmente le promesse di lui di un possibile cambiamento avevano spinto la donna, solo venerdì scorso, a riaccoglierlo. La vittima è stata portata in pronto soccorso per le cure, mentre l'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate ed è stato portato in carcere dai militari. Le forze dell'ordine invitano tutte le donne vittime di maltrattamenti a rivolgersi immediatamente a loro per scongiurare tragici epiloghi. Incidente in via Filzi a Vicenza, 2 auto si sono scontrate, una si è cappottata sfiorando un passeggino e ferendo un bambino. All'improvviso l'inferno stradale. Quartiere Ferrovieri a Vicenza, in via Fabio Filzi è tutto tranquillo mentre una mamma cammina col passeggino, ma sente un gran botto. 2 auto si scontrano, una sfiora il passeggino e si rovescia. I vigili del fuoco si precipitano sul posto con i medici e gli infermieri del SUEM 118 e le pattuglie della polizia locale. Su una delle 2 auto ci sono 2 donne trasferite al pronto soccorso. Sulla macchina cappottata un uomo che, rimasto incastrato, viene estratto dai pompieri, è ferito e viene preso in cura dal personale sanitario del SUEM. In ospedale anche il bimbo accidentalmente coinvolto, che però non risulterebbe grave. Avrebbe potuto essere una tragedia, ma per fortuna è stata solo sfiorata. Adesso tocca alla polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ha deciso di non sporgere denuncia il comandante della polizia locale di Venezia, che aveva denunciato su Facebook di essere stato palpeggiato durante un ricevimento, una festa VIP di Giorgio Armani in città. Ho spiegato prima anche ai colleghi della Digos che mi hanno chiesto se volevo denunciare. Dico, cosa denuncio? Siamo in una situazione, diciamo, la denuncia pubblica è già un elemento sufficiente a stigmatizzare il comportamento. Ha deciso di non procedere legalmente il comandante della polizia locale Marco Agostini, che sabato sera durante l'evento post sfilata di Giorgio Armani all'Arsenale è stato palpeggiato più volte sul sedere. Ma la sua denuncia l'ha fatta pubblicamente attraverso un post su Facebook che poi ha preferito eliminare. Un soggetto che non ho identificato, ma che ho dei sospetti, si è avvicinato e ripetutamente 4 o 5 volte mi ha messo le mani sul sedere. Quando lo provi ti rendi conto che è una cosa particolarmente fastidiosa e che mette in difficoltà le persone. Non ha pensato di girarsi, di dire... Cioè... Ti giri e c'erano 3-4 persone, è complicato. Il comandante ha provato sulla sua pelle quanto spesso queste violazioni siano difficili da provare per chi le subisce. Ecco perché non ha voluto procedere con la denuncia, esprimendo poi la sua solidarietà alle donne che subiscono e spesso non vengono credute. L'ho reso pubblico perché le donne che subiscono questo tipo di violenze sono veramente delle violenze. Tutto qui. È per questo che lei ha voluto fare anche questo post sul suo profilo Facebook? Molto semplice, senza citare l'evento, ma proprio per solidarietà e per dimostrare ai maschietti che forse è meglio evitare comportamenti di questo tipo. La solidarietà è a priori, anche se le prove non ci sono, perché è un comportamento difficile da reprimere, perché è sempre la mia parola contro la tua, no? Questo quindi il comandante Agostini della Polizia Locale di Venezia. Diamo anche uno sguardo alle testate online dei quotidiani del Nord-Est. Il Gazzettino da questa notizia: arrestato in Germania un killer dell''ndrangheta. Era evaso dai domiciliari a Scorzè e si nascondeva da 3 anni. Questa quindi è la novità che ci fa sapere il Gazzettino. Noi adesso parliamo di autovelox, che è un tema molto caldo soprattutto in certe zone del Padovano, perché in attesa di capire che cosa accadrà alle 40.000 multe di Cadone, che il comune di Abano Terme ha annunciato l'installazione di 2 autovelox fissi sui 70 km orari lungo la strada regionale 47.
Strada regionale 47 Dir al chilometro 2+600 Padova-Selvazzano, strada regionale 47 Dir al chilometro 2+900 Padova-Abano. Saranno posizionati qui, all'esito dello studio di fattibilità del progetto, i 2 nuovi autovelox su cui il comune di Abano da circa 4 anni sta lavorando con la prefettura. Ragioni di sicurezza stradale, spiega l'amministrazione termale, in un tratto dove anche di recente sono avvenuti incidenti mortali. Gli apparecchi saranno tarati sui limiti dei 70 km/h, come già accade nelle 2 postazioni identiche che si trovano nei comuni di Albignasego e Selvazzano Dentro. Una volta ottenuti via libera tecnici, gli autovelox dovrebbero entrare in funzione a partire dalla fine del 2023. E adesso ci colleghiamo con Mestre perché ci sono buone notizie che riguardano la Safilo, ce le comunica in diretta Ilaria Marchiori, che vedo in compagnia dell'assessore regionale Elena Donazzana. Te la linea, Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre nella sede di Veneto Lavoro insieme all'assessore regionale alla formazione al lavoro Elena Donazzana. Assessore, una giornata importante perché si è appena concluso un tavolo, è stato firmato un accordo per quanto riguarda Safilo. In che cosa consiste? Ma questa è una giornata che possiamo definire storica, anche estremamente rilevante per il settore dell'occhialeria e per quel territorio. Safilo ha una presenza importante e da sempre rappresentativa della qualità della buona occhialeria che si produce nel Bellunese e a Longarone in particolare. E oggi ovviamente concludiamo un percorso lungo, perché è un percorso che è iniziato a dicembre dell'anno scorso, quando Safilo ha deciso che Longarone non sarebbe più stato nel perimetro di loro interesse. Questo ha generato grande preoccupazione sul territorio e immediatamente la Regione del Veneto con la nostra unità di crisi si è attivata. Oggi, ecco, dopo tutti questi mesi, chiudiamo un buon accordo. Io ne ho visti tanti di accordi, ho visto anche tante vertenze, purtroppo non tutte si concludono positivamente. Questa è un buon accordo per 3 ragioni. La prima perché abbiamo trovato degli acquirenti e quindi la continuità produttiva, che è sempre l'obiettivo della Regione del Veneto con l'unità di crisi, cioè continuità nella produzione, anche se non è Safilo, 2 realtà che continueranno a produrre occhialeria e occhiali. Dall'altra la salvaguardia occupazionale. Non abbiamo lasciato solo nessuno, si potrebbe dire, quindi molti lavoratori assorbiti, tutti in questo verbale di accordo, e se qualcuno non dovesse scegliere di stare lì, il territorio animato da noi ha dato disponibilità, no, di altri posti di lavoro, ma noi vogliamo che quei lavoratori restino a fare quello che sanno fare meglio, perché in Italia, in Veneto e a Longarone si fa occhiale come non si fa in nessun'altra parte del mondo. Le tempistiche? Le tempistiche sono stringenti perché è stata una vertenza molto lunga, come avete capito, da dicembre. Noi credo che ogni 2 giorni avevamo un incontro più o meno in presenza sul tema o un confronto con il sindacato, con le rappresentanze ovviamente dei lavoratori tutte, che hanno anche avuto la settimana scorsa un momento importante perché c'è stato un referendum per dire il verbale di questo accordo, i contenuti di questo accordo che sono buoni, li condividete o meno, ecco, e c'è stata una larghissima maggioranza di condivisione. Questo dà forza alla rappresentanza sindacale che ha voluto portare a termine questo accordo e rasserena anche noi. Significa che da questo mese, cioè da settembre proprio, dovremo già lavorare sulle nuove 2 realtà e entro il mese di settembre noi chiameremo al tavolo sia Telios che Innovatec. Sono queste le nuove 2 realtà che subentrano a Safilo. Questa è una giornata storica, come ho detto, per quanto riguarda Safilo, dunque per quanto riguarda il mondo del lavoro, però di sua competenza anche il mondo della scuola. Una settimana, tutti i ragazzi, grandi e piccini, saranno chiamati nuovamente sui banchi di scuola. Un nuovo inizio, insomma settembre, come ha appena annunciato a lei, è sempre sintomo di nuovi inizi appunto, però anche un inizio in cui bisogna far fronte a un caro scuola importante. C'è il caro della vita che è estremamente rilevante e purtroppo sulla scuola il tema dei libri, dei costi del trasporto sono pesanti per le famiglie. Io credo che questo dovrebbe essere affrontato in maniera molto forte a livello centrale, perché il tema
del caro della vita, peraltro più cara a nord che a sud, ed è per questo che molti insegnanti non vengono a vivere e a lavorare in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, perché c'è anche questo tema della differenza tra territori. Un insegnante che prende 1.200-1.300 euro e ha un affitto di 700 euro e magari una famiglia è impossibilitata. E quindi alcune scoperture della pianta organica sono anche legate a questo. E questa è una cosa che preoccupa molto me. Il ministro Valditara ne ha anche parlato ed è stato subito attaccato rispetto al costo della vita così differente tra territori. Però questo è un altro argomento che incide, oltre ai costi che le famiglie devono sopportare. Anche sulla questione libri io ho delle proposte in merito, perché è anche vero che sui libri in tutti questi anni io personalmente ho sempre detto: ma perché si devono cambiare tutte le volte, ma perché si devono acquistare, le scuole stanno anche facendo mercatini interni, ma il costo è veramente grave e questo va ridotto. Ecco, Assessore, poi c'è anche un'altra questione, spesso ce la segnalano molte famiglie, spesso ci si mettono anche determinati professori con richieste che si possono definire quasi assurde. Anche in questo caso bisognerebbe che si ridimensionassero. Io credo molto nel buonsenso. Buonsenso è una virtù, è la normalità della vita, no? Dovrebbe porti sempre di fronte a che cosa dovrebbe essere giusto fare. Ecco, io mi appello a questo perché non esistono regole, atti di indirizzo, a meno che mai da un politico, nel senso che né l'assessore all'istruzione né il ministro Valditara possono intervenire sul buonsenso, ma io mi auguro che nelle scuole, soprattutto nella loro collegialità, no? Quando gli insegnanti devono stare insieme a confrontarsi, tutto questo peso, tutta questa anche ansia. Vedete, la professoressa Lucangeli in un incontro importante a cui ho partecipato a fine anno scolastico ha detto: il sentimento che i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori, provano, ma anche nelle medie, è ansia. Non si può andare a scuola con l'ansia, a scuola si deve andare col sorriso. E proprio su questa frase, che auguriamo un buon inizio di scuola ovviamente a tutti gli studenti veneti, ringrazio l'assessore regionale Elena Donazzan. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchioria, l'assessore Donazzan in collegamento da Mestre con le ultime novità sulla Safilo. Militanti scontenti in fuga dalla Lega, l'ultimo eclatante caso, quello dell'ex senatore trevigiano Giampaolo Vallardi. Venerdì il coordinatore regionale del partito Flavio Tosi ne annuncerà il passaggio a Forza Italia. L'ufficialità alla notizia verrà data solamente venerdì, quando ad annunciare il passaggio dell'ex senatore Giampaolo Vallardi dalla Lega Forza Italia sarà il coordinatore regionale degli Azzurri Flavio Tosi. Fino a quel momento bocche cucite, anche se il cambio di casacca è ormai cosa fatta. Vallardi, leghista storico della Marca Orientale, da amministratore a parlamentare, e questo rende naturalmente molto più significativo il suo addio al partito di Matteo Salvini. Questione di poltrone, sintetizza Cristian Schiavon, capogruppo del Carroccio ai 300. Io è da qualche tempo che dico, ma anche il romanticismo politico oramai, no? Si passa da una cosa a un'altra. Le motivazioni personali io non le conosco, i rapporti interpersonali tra Tosi, Vallardi o chi che sia io non li conosco, però se si promette la caramella al miele all'orso è difficile che l'orso dica non mangio la caramella, no? Quindi mi dispiace perché non c'è affezione politica. La campagna acquisti da parte di Forza Italia, dopo quella massiccia di Fratelli d'Italia, è in corso e lo conferma il fatto che per uno che va, un altro debba smentire e confermare che resta. È il caso del vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco, anche lui in odore di passare al partito di Antonio Tajani. Io smentisco categoricamente queste dichiarazioni, queste notizie che sono uscite negli ultimi giorni sulla stampa, in quanto sono leghista da 22 anni e sono cresciuto all'interno di questo movimento e non ho alcuna intenzione di cambiare partito o cambiare collocazione politica. Dispiace solo che spesso e volentieri il mio nome venga usato proprio per screditarmi con false notizie di stampa, proprio che mi vedrebbero passare da un partito all'altro. Sicuramente do fastidio a qualcuno, in quanto io sono sempre stata una persona, prima di tutto, che è stata eletta con i voti di cittadini. Vivo il territorio, quindi sono costantemente a contatto con cittadini e anche con le varie realtà, e sono una persona con la schiena dritta e che sicuramente non sta zitta quando vede che qualcosa non funziona. Quelli che circolano sono tuttavia i nomi degli scontenti in Lega, e nella giunta di Palazzo Balbi ce n'è più d'uno, da Federico Canera, Giampaolo Bottacin fino a Roberto Marcato, che il suo disagio l'ha palesato apertamente e che ai nostri microfoni a inizio luglio diceva: e sono in una fase di riflessione profonda, e per il momento
credo anche nel rispetto poi delle istituzioni. Questa pausa riflessiva continua. Fino a settembre non parlo, ci aveva detto, e dunque i tempi potrebbero essere maturi per una decisione. D'altro canto, il caso Vallardi lo dimostra, una lunga militanza non significa per forza che l'amore debba durare per sempre. E allora ci spostiamo al carcere Due Palazzi di Padova, teatro di violente aggressioni, che ha ricevuto la visita del deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Vediamo. Dopo i casi di violenza commessi da detenuti nei confronti di agenti di polizia penitenziaria, l'onorevole del Partito Democratico, il padovano Alessandro Zan, è entrato nel carcere Due Palazzi per capire com'è la situazione. Abbiamo ascoltato le esigenze, le criticità espresse dal direttore, dai sindacati di polizia, dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno appunto chiesto con urgenza un aumento dell'organico, perché siamo sotto organico in questo carcere, e soprattutto che non ci sia l'inserimento di detenuti con pene brevi o detenuti psichiatrici che devono essere trattati con un trattamento a parte. Nel carcere di Padova al momento ci sono circa 650 detenuti a fronte di una capienza di 400. È necessario intervenire, sottolinea Zan, perché il penitenziario resti l'eccellenza che si è dimostrato negli anni. Questo di Padova è un fiore all'occhiello, ma dobbiamo lavorare tutti perché non venga rovinato questo carcere e purtroppo lo stanno rovinando, immettendo i detenuti che non c'entrano nulla con il trattamento ad alta intensità che qui è previsto, che ripeto prevede che i detenuti lavorino nelle cooperative, studino e dunque vengono reintegrati nella società. Chi ha pene brevi non ha interesse ad essere formato per continuare il lavoro, ad esempio delle cooperative, che hanno bisogno invece di detenuti che lavorino stabilmente in questo carcere. Allora chi ha pene brevi o detenuti psichiatrici devono avere un trattamento specifico. Ora parliamo di impianti fotovoltaici, perché la provincia di Vicenza è tra le prime in Italia al lavoro per individuare le aree agricole di pregio non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Ci sono incontri con le categorie per la mappatura. Per noi collegata con il consigliere provinciale Mattia Veronese dalla provincia c'è Luisa Bertini. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Mattia Veronese, consigliere provinciale delegato all'urbanistica, per parlare di impianti fotovoltaici. Perché? Perché l'Europa spinge affinché ci sia un incremento di questi impianti e la provincia di Vicenza, prima in Veneto, si sta attrezzando in che maniera? Beh, noi abbiamo fatto già un incontro con le associazioni di categoria, perché è doveroso confrontarci con chi ovviamente poi deve darci delle indicazioni e delle osservazioni che devono essere recepite dallo studio. Uno studio che è già stato fatto e incaricato ovviamente un studio professionale privato che sta seguendo non solamente la provincia di Vicenza ma anche la provincia di Verona e di Padova, e come diceva lei siamo a buon punto, nel senso che gli uffici dell'urbanistica della provincia di Vicenza hanno fornito tutti quanti i dati, anche perché c'è stato già un lavoro fatto alle spalle per quanto riguarda i PI e tutto quanto i piani ovviamente regolatori dei comuni, i famosi piani di intervento che i comuni stanno praticamente già predisponendo da alcuni anni. Manca solamente un paio di comuni che devono presentare tutta la documentazione, quindi diciamo che su Vicenza siamo a buon punto su questo, anzi siamo i primi in Veneto, e di conseguenza anche su questo tema siamo veramente in una fase di conclusione dei lavori. Ecco, voi state mappando delle aree. Quali sono le aree che andrete a mappare per evitare il fotovoltaico entri in qualsiasi area agricola? È questo un po' il sunto? Beh, in realtà la mappatura verrà fatta poi in maniera omogenea con un piano di confronto con tutte quante le altre province del Veneto, quindi in realtà dire che stiamo mappando è un po' tirato, ecco, prematuro. Siamo in una fase in cui abbiamo già tutte quanti raccolte le varie osservazioni, o comunque stiamo definendo questo con le associazioni di categoria. Tengo a precisare che erano presenti non solamente le 3 principali associazioni agricole del territorio, ma tutte quante le associazioni economiche, quindi Confartigianato, Confindustria, le varie l'API Industria,
quindi tutte quelle che sono ovviamente le realtà economiche, perché anche con loro ci deve essere un dialogo diretto. Il passaggio successivo è quello di comuni, che è un passaggio importante, fondamentale. Con quello si conclude il lavoro della provincia, che verrà poi trasferito nel piano regionale, e su questo stiamo appunto attendendo anche il lavoro delle altre province. Ecco, il principio è un po' la tutela di alcune aree agricole. Dobbiamo tutelare sicuramente il territorio, in modo particolare l'agricoltura. Ovviamente ci sono delle caratteristiche che vanno ovviamente indicate specificatamente territorio per territorio. La provincia di Vicenza è una provincia che ha un territorio molto particolare, da quello montano fino alla pianura, e di conseguenza il nostro lavoro è un lavoro molto certosino, e il compito adesso dei comuni è quello di ulteriormente arricchire questo studio, per dare ovviamente le indicazioni alle regioni in maniera precisa. Diciamo che la tutela del territorio è un punto importante, anche perché non possiamo sprecare aree agricole. Il nostro è un territorio che va ovviamente preservato. Personalmente posso dire che ci sono anche tanti tetti dismessi di capannoni, di edifici, quindi il fotovoltaico è utile sì, ma deve essere messo ovviamente dove crea meno impatto ambientale possibile. E ovviamente su questo siamo in accordo con le associazioni di categoria dei nostri agricoltori e con tutto quanto il mondo produttivo. Ecco, io ringrazio Mattia Veronese e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini in collegamento da Vicenza. Noi adesso parliamo di Motondoso a Venezia. È stata una regata storica contrassegnata dalle proteste e dagli appelli delle società remiere contro l'inquinamento e il Motondoso e tutti i danni che produce a Venezia. Come sapete è un problema che si trascina oramai da almeno 50 anni. Naturalmente non sono mancate poi anche le polemiche alterne per quello che è accaduto al termine della regata storica. Vediamo. Ci siamo trovati in Canale della Giudecca con le barche con i ragazzi giovanissimi, stiamo parlando di ragazzi tra i 10 e i 18 anni, quindi anche molto piccoli, da soli. Non c'era neanche una barca di scorta dei vigili o di qualcun altro che facesse rispettare i limiti di velocità del Canale della Giudecca, e i ragazzi erano in difficoltà, c'erano onde altissime. Spenti i riflettori della regata storica, il rientro a casa bruscamente riportato alla realtà veneziana alcuni giovani vogatori della Giudecca, come racconta Marta Canino, presidente dell'associazione sportiva FIA Manetta, che alla Giudecca ci abita e che ci dimostra come raggiungerla anche con una barca a motore sia una piccola impresa. Persino in un momento in cui non c'è molto traffico, le onde sono talmente alte da dare l'impressione di trovarsi in balia di un mare in burrasca. Quasi tutte le imbarcazioni che incrociamo trasportano turisti, ma c'è anche parecchio trasporto merci per il turismo, per rifornire i 1500 locali aperti in città o le centinaia di alberghi con decine di migliaia di posti letto. Io ho iniziato a guidare la barca da bambina piccola, avevo 6-7 anni con mio zio, e il numero di imbarcazioni erano molto meno, i motori erano molto più piccoli, non c'erano dei motori così forti, così grandi le barche. E i danni purtroppo li stiamo vivendo tutte e tutti. A remi e a motore siamo delle barchette che cercano di ricostruire uno spazio di vivibilità in laguna. Nessuno vuole avere il monopolio dei canali e della laguna e tutti devono avere diritto di poter navigare, dice Marta. Si tratta di trovare un equilibrio, difficile forse, ma che andrebbe sicuramente a vantaggio della città. Parlare di rispetto dei limiti e di altezza delle onde non è assolutamente solo ed esclusivamente per chi vuole andare a voga in giro per la laguna, ma è fondamentale per mantenere questa città che altrimenti ha le rive e gli interi palazzi che vengono distrutti, crollano sotto il peso e la spinta onda dopo onda. Noi ci fermiamo per un istante, Focus TG torna tra pochissimo. Bentrovati in diretta con Focus TG. Adesso ci trasferiamo al Lido per l'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Per noi, come sempre, c'è il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo e ai nostri telespettatori. Dunque è stata una mostra di cinema, naturalmente non mancano le notizie, tra poco vedremo anche alcune interviste, però partiamo con una contestazione che si è svolta al Lido. Sì, ieri alcuni attivisti dei centri sociali, in particolare del Morion, hanno cercato di entrare, di incorporarsi nel red carpet poco prima che arrivasse la delegazione del film di Woody Allen. Lo hanno fatto
che volevano diciamo così a loro dire mettere l'attenzione sul fatto che non andava data visibilità a personaggi discussi, come a loro dire Woody Allen, riferendosi un po' anche alle vicende percorse ormai non cinematografiche, perché nessuno ovviamente discute il talento incredibile del regista, ma che l'avevano visto al centro suo malgrado di presunte molestie anche con donne. Era stata l'occasione anche per soprattutto ribadire che ci deve assolutamente essere una condanna a ogni tipo di violenza sulle donne, cosa di cui tutti ovviamente siamo d'accordo. La Biennale in primis, la mostra in primis, Woody Allen è qui per far vedere un suo lavoro, la Biennale ha anche precisato che, come nel caso di Polanski, anche questo aveva fatto discutere, non c'entrano altre questioni non cinematografiche, per cui hanno cercato questo blitz che è stato sventato come era prevedibile la sicurezza, ma comunque gli attivisti hanno ottenuto l'effetto di fare un po' di clamore ed era quello che volevano. Abbiamo parlato del film di Woody Allen, il suo 51esimo, tra l'altro Woody Allen si avvicina ai 90 anni. Sì, 90 anni, ho voluto comunque essere presente, ieri poi ha posato anche per un set fotografico all'Eccelsior, quindi qualche acciacco si vede, c'è, ma comunque ha voluto essere presente in quello che poi è il suo mondo del cinema, e quindi ha avuto, a parte questo episodio, anche un'ottima accoglienza da parte di tutti i suoi fans e da parte del leader della mostra di Venezia, certamente. Dunque, Lorenzo, ieri tu hai intervistato Favino, anche Tony Servillo, insomma il cinema italiano è sempre in primo piano a Venezia, anche con le interviste che vedremo tra poco. Sì, il cinema italiano grande protagonista di questo festival, è già stato annunciato da fine luglio, 6 film italiani in concorso in Venezia 80, altri 3-4 nelle altre sezioni del festival, per cui il cinema italiano è il grande protagonista ed è anche peraltro il grande leitmotiv della giornata odierna, perché vedremo, questa sera passerà a Venezia in concorso un altro film molto atteso italiano, Enea di Pietro Castellitto, che siamo in attesa in questi minuti di intervistare. Certo. Chi ha intervistato? Che interviste stiamo per vedere? Allora, ho intervistato Andrea De Sica, che è qui a Venezia come uno dei componenti di una giuria tra i più importanti, Opera Prima, per giuria presieduta da Alice Diop. Andrea De Sica è il giurato italiano e sentiamo quello che ci ha detto. Io sono giurato, la presidente Alice Diop, una grande regista di cui sono molto orgoglioso di affiancare. I lavori stanno molto bene, vediamo una media di 3-4 film al giorno, spero di riuscire a reggere fino alla fine. Venezia è un posto sempre straordinario, è una città d'arte, è una mostra dove non c'è troppa pressione dal business, però dove si celebra l'arte del cinema e quindi è un'atmosfera e un clima fantastici. Io sono cresciuto qua perché da figlio di una famiglia di cinema mi portavano fin da quando ero piccolo qua e diciamo anche la mia formazione è avvenuta qua, io da 18 anni, 19 anni venivo qua con i miei amici, guardavamo i film e quindi anche come regista sono cresciuto qua. Il fatto di essere stato chiamato da Barbera per svolgere questo compito è stata una bellissima gratificazione che ha chiuso un po' una fase della mia vita. Il cinema italiano è in ottima salute, che ci sono un sacco di autori interessanti, vorremmo vedere più autrici, ma si stanno facendo strada e che insomma la nostra produzione può essere una produzione importante a livello delle grandi produzioni internazionali. Dunque, questo era il regista Andrea De Sica, naturalmente il cognome non mente, si tratta del figlio di Manuel De Sica, che è il fratello di Christian, il loro nonno naturalmente era il grande Vittorio De Sica. Lorenzo, dopo hai intervistato un comico molto popolare. Infatti lui lo dice anche in un brano degli interviste integrali, la mostra, perché quest'anno festeggia gli 80 anni, ci sono proprio delle foto all'Eccelsior che ricordano, documentano il passaggio di De Sica, quindi lui raccontava da nipote anche la sua emozione. Ma la mostra è anche un po' una vetrina per tantissime iniziative, non solo del cinema di Venezia, ma anche culturali dell'Italia. Il Ministero è qui con il suo padiglione della cultura, l'Italian Pavilion, e quindi si trovano anche personaggi importanti del mondo della televisione, del mondo appunto della cultura, artisti
e quant'altro. Abbiamo così avuto il piacere di scambiare 2 parole anche con Rocco Papaleo, che è stato qui a Venezia per ricevere un premio collaterale e che ha fatto 2 battute che possiamo far vedere. Rocco Papaleo, grazie per essere con noi, benvenuto a Venezia. Come mai qui? Sono qui per 2 ragioni. Una perché ieri c'è stata una cos'era esattamente? Una premiazione, un premio laterale che ho avuto l'onore di ricevere, e oggi c'è la rappresentazione della Lucana Film Commission in una nuova organigramma. Abbiamo ascoltato i propositi ed è una giornata bella per la mia terra. Riguardo la sua carriera, quali sono state le maggiori soddisfazioni che ha avuto e che ne avrà sicuramente progetti per il futuro? Beh, diciamo, visto che siamo qui e parliamo della Lucana Film Commission, la mia più grande soddisfazione è stato progettare, realizzare e assistere alla sua diffusione del film Basilicata Coast to Coast. Il mio primo film e sono molto contento e orgoglioso di averlo fatto. Beh, diciamo teatro adesso, perché d'inverno lavoro in teatro, e poi insomma ci sono vari progetti, comunque è ancora prematuro parlarne. Grazie a te. Questo dunque era Rocco Papaleo. Lorenzo, ci sono già indiscrezioni sui Leoni d'Oro o è troppo presto? No, è troppo presto. Ha colpito molto sicuramente il film del regista greco, però è ancora troppo presto per parlarne. Ci sono ancora tanti film italiani, anche delle altre nazionalità. Ha buone possibilità di prendere qualche premio? Non lo so, bisogna chiederlo a essere nella testa dei giurati. Diceva Mainetti giustamente il primo giorno anzi la vigilia dell'apertura, che poi il giudizio di ogni giuria è un giudizio soggettivo e ognuno poi ha il suo palmarès, per cui è ancora troppo presto. L'importante è che i giurati facciano un buon lavoro scrupoloso e poi vedremo. Certo, va bene, ci aggiorniamo naturalmente, continueremo a seguirla grazie ai tuoi reportage dal Lido. Grazie Lorenzo Maia, allora buon lavoro. A voi. Noi adesso andiamo a Bassano del Grappa perché finalmente è stato deciso il senso di marcia con cui sarà parzialmente riaperto il Ponte della Vittoria. Da est a ovest, questo è il senso unico di marcia con cui sarà riaperto il Ponte della Vittoria, che il prossimo 7 settembre sarà parzialmente riconsegnato alla città, con transito possibile da Piazzale Cadorna verso Marostica. La decisione, fanno sapere dal Comune, è arrivata anche per consentire il miglior deflusso dei bus in vista dell'ormai imminente apertura dell'anno scolastico. Giovedì quindi si concluderà la prima fase dei lavori di sistemazione che hanno portato alla chiusura totale dell'infrastruttura dallo scorso luglio. Il ponte resterà comunque inibito al transito di ciclisti e pedoni dal momento che il secondo step, che si protrarrà sino al periodo natalizio, interesserà la sistemazione dei percorsi a nord e a sud, che saranno appunto dedicati al flusso ciclopedonale. Sempre a Bassano, ancora nessuna notizia invece dell'ascensore che dovrebbe portare da via Santa Caterina a Viale dei Martiri. Noi continuiamo a iniziare i lavori con l'estate. Ecco, queste le dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici di Bassano del Grappa, Andrea Zonta, che risalgono al 7 febbraio, data in cui in conferenza stampa è stata comunicata la notizia dei lavori per la realizzazione dell'ascensore che da via Santa Caterina, dal Prato Santa Caterina, dovrebbe portare fino al Viale dei Martiri. Tra l'altro progetto approvato, l'approvazione è arrivata anche dalla sovrintendenza, tutto pronto. Abbiamo sentito l'assessore Zonta, dichiarava che entro l'estate si sarebbe aperto il cantiere. Beh, come vedete è vero che l'estate non è ancora finita, manca una manciata di giorni, però di cantiere ancora neanche l'ombra, né qui in Viale dei Martiri né da via Santa Caterina. Come vedete, nessuna traccia di cantiere. Ovviamente andremo a chiedere spiegazioni all'assessore competente. E in attesa delle spiegazioni noi siamo stati invece a parlare con il benzinaio contro il quale si era scagliato il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra per avere chiesto 10 euro per una prestazione che secondo Della Pietra non era che una cortesia. Sentiamo.
Le interruzioni frequenti portano via lavoro dopo alla fine giornata. Probabilmente mi ha trovato in un momento poco propenso a sorvolare. Ivano Cendron, gestore insieme al fratello della pompa di carburante sulla Pontebana, a ridosso della rotatoria con Viale della Repubblica, è il benzinaio finito nella bufera per aver chiesto alla moglie del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, 10 euro dopo che un suo dipendente le aveva sistemato il copriruota della macchina, danneggiato in un tamponamento, permettendole di ripartire insieme alla figlioletta, con il primo cittadino che poco dopo, infuriato, si era presentato all'impianto stigmatizzando la richiesta per quello che riteneva solo un favore e pretendendo uno scontrino. La gentilezza, lascia intendere Cendron, deve essere reciproca, quantomeno per il disturbo il suo dipendente meritava una mancia. L'uomo della strada, la persona comune, insistono perché lo ritengono un ristoro dovuto, quello di dare qualche euro per una piccola prestazione, proprio perché magari o il chiodo sulla gomma o la lampadina che magari si è staccata, cioè piccole cose che altrimenti dovrebbero andare dal carrozziere piuttosto che dall'elettrauto o chiamare il carro attrezzi. Benzinai già nel mirino per i rincari di carburante che si ritrovano in costante prima linea con richieste di ogni genere da parte dei clienti, come è accaduto con la moglie di Della Pietra. Mi ha trovato in un momento poco sereno ed è stato impulsivo chiedere un riconoscimento per il lavoro che è stato fatto. A difesa del benzinaio è intervenuto con un post sui social il segretario regionale di Indipendenza Veneta Michele Favero, tutt'altro che morbido nei confronti del sindaco. Cosa significa 2 minuti dell'Evarin? Evidentemente serviva quell'attrezzo per fare quel lavoro. Ed è un lavoro nobile, caro sindaco. Impara a rispettare i piccoli imprenditori, perché il tessuto economico e sociale del Veneto è imperniato di questa realtà. Se vuoi fare tanto lo snob abusando della tua posizione da sindaco, popolare non so perché, fai un altro mestiere, vai a fare l'attore, fai qualcos'altro, ma non permettiti di denigrare chi lavora, chi si guadagna il pane con il sudore della fronte. In 2 minuti, come sostieni tu, uno non fa neanche una telefonata, pertanto ringrazia questa persona e dagli 20 euro di mancia, perché io avrei fatto così, altro che pretendere lo scontrino per 10 euro e non denigrare la gente. 2 minuti dell'Evarin, l'Evarin te lo daria a me da un'altra parte. Bene, come sentite la polemica è piuttosto vivace. Prima abbiamo parlato del conto alla rovescia per la riapertura delle scuole. Bene, attese sul Brenta fervono i lavori per risistemare le scuole del paese anche dopo la terribile grandinata che ha messo in ginocchio il paese. Estate di lavori a Tezze sul Brenta con una serie di interventi ai vari plessi scolastici comunali. Durante le vacanze si è così messa mano alla scuola media di Belvedere, interamente ritinteggiata, e sistemato il tetto per 21.000 euro di spesa. Riqualificata la palestra con il rifacimento della copertura, degli spogliatoi e dei servizi dedicati a persone con ridotta capacità motoria e all'allestimento di nuovi spazi tecnici per un totale di 87.000 euro. Area gioco rimessa a nuovo con altri 56.000 euro e altri 100.000 per adeguamenti alle elementari e alla materna di Stroppari e alla primaria di Tezze capoluogo. 120.000 euro sono stati invece spesi per poter riaprire in sicurezza l'edificio di Campagnari, messo in ginocchio dalla grandinata delle scorse settimane, che ha causato danni importanti alla struttura, riadeguata a tempi record. Mettiamo il turismo sottosopra, l'iniziativa della CGIL per sensibilizzare il settore sulla necessità di regolarizzare i contratti. Un camper sta girando per la provincia di Vicenza incontrando sindaci e operatori. Il camper ha fatto tappa a Marostica e noi siamo in collegamento con Marostica, dove si trova per noi Daniele Garbin. A te la linea. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Marostica, siamo in compagnia del segretario della Finmag Turismo Vicenza, Fabio La Russa. Sì, buongiorno a tutti.
E parliamo di turismo, anzi precisamente mettiamo il turismo sottosopra. Sì, allora l'iniziativa Mettiamo il turismo sottosopra è un'iniziativa a livello nazionale che anche noi territorialmente stiamo proponendo in queste 3 giornate. Il 4, il 5 e il 6 settembre faremo il giro delle principali città turistiche di Vicenza per raccontare cos'è il turismo anche dalla parte dei lavoratori. Ecco, diciamo come va il turismo in questo momento in Veneto e perché siete qui? Allora, il turismo è un motore trainante dell'economia italiana, compreso il Veneto. I dati di Veneto Lavoro segnalano una crescita importante nelle assunzioni e proprio nel settore turistico. Quello che noi come categoria, come sindacato, vogliamo rilanciare e riproporre dopo il Covid è che il settore ha bisogno di regole. Quindi mettiamo il turismo sottosopra significa ripartire bene, ma per ripartire bene significa dare delle regole ai lavoratori che lavorano nel turismo, perché purtroppo o non ne sono a conoscenza o i contratti applicati non sono corretti, quindi parliamo di contratti pirata, o gli stessi contratti non vengono applicati correttamente. Quando parliamo di regole parliamo di regole rispetto delle ferie, rispetto dei riposi, dei permessi e anche di una corretta retribuzione. Voi avete anche detto che c'è una cifra, una percentuale molto grave a livello nazionale. Di che cosa stiamo parlando, insomma, di queste inadempienze? Allora, l'Ispettorato del Lavoro ci segnala che c'è circa il 70% di lavoro irregolare. Quando parliamo di lavoro irregolare parliamo di lavoro nero o di lavoro grigio. E purtroppo anche noi nel nostro territorio, nei nostri uffici, incontriamo molto spesso le lavoratrici e i lavoratori e ci raccontano che gran parte del lavoro che svolgono purtroppo è irregolare. Ecco, diciamo che qui siamo a Marostica, avete fatto anche un giro all'interno delle mura, abbiete visto anche una cosa, insomma, i ragazzi che sembrano essere, che ci cercano, invece è vero, c'è questa carenza dei giovani? Noi abbiamo notato dentro le mura di Marostica innanzitutto una città bellissima, straordinaria, piena di turisti, oggi è anche la giornata del mercato, ma è una città che sta cercando, i pubblici esercizi stanno cercando tantissimo personale. E fuori le vetrine, nelle insegne c'è scritto cercasi personale. Non è che i giovani non vogliono lavorare nel settore, ma non si trova personale perché purtroppo il personale non è ben retribuito. Non solo perché il personale non è ben retribuito, ma il settore ha bisogno di regole, ha bisogno di certezze. Va bene, allora intanto ringraziamo il segretario Fabio La Russa e in bocca al lupo. Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Ecco, da Marostica a questo punto è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbini, al suo ospite in collegamento da Marostica. E intanto le ultime novità sul Superbonus 110% rischiano di mettere in difficoltà gli interventi nei condomini. È una corsa contro il tempo per terminare i lavori entro il 2023, l'allarme degli amministratori condominiali. Una corsa contro il tempo e ripeto senza certezze. Molte incognite e poche certezze per il Superbonus 110%. Dopo le ultime novità con le dichiarazioni del ministro Giorgetti e dopo il blocco la settimana scorsa della piattaforma NLX pensata per assorbire le cessioni dei crediti incagliati, le maggiori difficoltà potrebbero interessare i condomini. Forse si riesce a fare quei pochi che erano iniziati, che erano previsti, diciamo, ma non certo tutto quello che si era programmato di fare nel 2023, perché ovviamente tutti i contratti per cui sono stato depositato la CILAS non si riescono a fare, ovviamente. Chi si era affidato ai general contractor, cioè a professionisti che si occupano dell'intera pratica edilizia, potrebbe riuscire a completare per tempo i lavori. Se tu pensavi di fare qualcosa con le banche, quello assolutamente no, non c'è, nessuna banca ha riaperto il credito, quindi i piccoli interventi magari che potevano essere finanziati con il discorso delle banche, quelli lì sono saltati, ma alcuni general contractor quando hanno cominciato a sentire le prime avvisaglie hanno addirittura rinunciato a quello che avevano già fatto, alcuni general che avevano già fatto i progetti eccetera, ma hanno preferito accollarsi di oneri della progettazione piuttosto che rischiare
Dal 2024 la percentuale di detrazione scenderà al 70%, ma molti cantieri aperti non riusciranno a terminare entro il 2023 i lavori. Chi non finisce entro il 31 dicembre di quest'anno, l'anno prossimo andiamo al 70%, quindi la quota che rimane da chiudere, il 30% deve accollarsi il condominio. Famiglie dunque che potrebbero trovarsi in difficoltà a sborsare di tasca propria la differenza. Si auspica una proroga che avrà però probabilmente delle condizioni rigide da rispettare, come la richiesta di un avanzamento dei lavori almeno al 60%, escludendo dunque tutti quei condomini in forte ritardo con gli interventi. Queste dunque le novità sul Superbonus 110%, intanto dall'aumento del costo della vita al caro libri, all'aumento dei tassi di interesse che fa salire i finanziamenti e scendere in modo consistente le richieste di mutuo. È di fine luglio l'ultimo aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, la 9ª volta da inizio anno. Operazioni che servono a tenere sotto controllo l'inflazione ma che hanno innalzato inevitabilmente tutti i finanziamenti, avendo ricadute consistenti sulla richiesta e l'accesso ai mutui. Soprattutto per quanto riguarda i mutui casa, quindi le famiglie che avevano un'aspettativa di finanziaria di un determinato esborso potrebbe aumentare anche di 200-300 euro al mese. Situazione difficile che genera incertezza e che si ripercuote su una visibile riduzione dei mutui. Oggi una giovane coppia che magari era più facile approdare fino all'anno scorso al mercato immobiliare per acquistarsi un appartamento facendo il mutuo, oggi ci pensa 2 volte. Politiche monetarie, quelle che hanno riguardato l'aumento dei tassi di interesse decisi a livelli europei sulla scia delle scelte dell'americana Fed. L'aumento del costo del denaro è una delle strategie messe in atto dalla BCE per cercare di riportare l'inflazione sotto la quota considerata fisiologica del 2%, che oggi invece si attesta intorno al 6-7%. Ma nonostante le premesse, dalle banche c'è la fiducia che presto la situazione torni stabile. Non si ritornerà come prima, però è prevista almeno fra 6-8 mesi una riduzione del peso finanziario. Noi ci fermiamo per un istante e ci vediamo tra poco. Bentrovati in diretta con Focus TG, diamo ancora uno sguardo ai quotidiani locali online. Questa è la Tribuna di Treviso che dà la notizia di una ciclista investita da un'auto pirata. Le sue condizioni sono gravissime. L'incidente si è verificato a Santa Maria del Rovere, scrive la Tribuna. Una Mercedes ha travolto una 67enne in bicicletta. L'auto è stata abbandonata, era senza assicurazione. Questa dunque la notizia sulla Tribuna di Treviso. L'estate è praticamente agli sgoccioli ed è tempo di bilanci. Andiamo in provincia di Belluno, dove il CAI guarda i sentieri danneggiati pesantemente dal maltempo di luglio e di fine agosto. Vediamo. Qualche volta bisogna avere il coraggio di fermarsi e tornare indietro, perché quando si gira in montagna può aver piovuto e fatto il danno la notte prima, e se uno fa fatica e sa che fa fatica ad attraversare determinati percorsi che sono più esposti e magari un po' più difficili, bisogna avere il coraggio di non forzarsi a andare avanti, ma di ritornare sui propri passi. È il mantra di chi la montagna la conosce, la vive da sempre e ne cura la manutenzione. Il presidente del CAI di Cortina, Luigi Alverà, a ricordare agli escursionisti e agli alpinisti che la rinuncia non è una sconfitta. Alverà lo ripete agli sgoccioli di un'estate bizzarra contrassegnata da grandi ondate di calore e dal maltempo estremo che in luglio e a fine agosto ha messo a dura prova la tenuta dei sentieri. Le grandi piogge che ci sono state in questi giorni, ma che negli ultimi anni vediamo durante l'estate, piogge concentrate, creano dei piccoli smottamenti, delle erosioni, e quindi i sentieri vanno manutenuti. Sono le sezioni del CAI ad occuparsi della pulizia e della sistemazione dei sentieri. Nel solo comune di Cortina un lavoro certosino e periodico in collaborazione con le regole d'Ampezzo che gestiscono il parco, che si sviluppa su una rete di oltre 400 chilometri. Alle guide alpine, su incarico della Regione e dei comuni competenti territorialmente, il compito di sistemare le vie ferrate, e l'impegno nei prossimi mesi sarà intenso. Basti pensare ai danni nella zona del Faloria e del Sorapis,
Tre Croci, Auronzano, Belluno e il Comelico. Le grandi piogge portano anche a cadute di alberi che rendono poi difficili alcuni passaggi all'interno dei sentieri. Vanno anche lì fatti gli interventi di taglio per ripristinare la percorribilità agevole. In ogni caso, sempre di buon senso affidarsi prima di un'escursione allo studio del percorso. Preparandosi su materiale che è sicuro, quindi carte che se tracciano i sentieri con le indicazioni corrette e non solo su informazioni prese dai social, che sono molto soggettive, ma su documenti oggettivi. Oltre 22.000 persone a Marostica per la conclusione del fine settimana dedicato alle celebrazioni dei 100 anni di partita a scacchi. Si onora di nominare Madonna Silvia De Vicari, che da un po' sarà Madonna Oldrada, sorella del Castellano. Beatrice Lain, che da un po' sarà Madonna Leonora, la sua figlia puta. Così si sta deciso e così sarà fatto. San Marco e Lione. Belle ed emozionate, ecco le due giovani protagoniste della singolare tensione amorosa diventata, un secolo fa, nel 1923, la celeberrima partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. Beatrice Lain sarà Leonora, la figlia del Castellano, che andrà in sposa al vincitore della sfida. Silvia De Vicari sarà Oldrada, la giovane sorella del governatore, che andrà in sposa all'altro contendente. A proclamarle un inedito cerimoniere, l'attore Roberto Ciufoli. Correva l'anno domini 1454, quando Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, per rispettare i voleri della Repubblica di Venezia, che aveva proibito ogni forma di duello, accettarono la proposta di Taddeo Parisio, castellano di Marostica, sfidandosi a scacchi per la sospirata mano della figlia Leonora. Vieri risultò vincitore, Rinaldo sconfitto. Dal 1923 la Piazza degli Scacchi rivive questa singolare sfida inizio settembre, con cadenza biennale. Avranno quindi un anno di tempo Leonora, al secolo Beatrice Lain, studentessa 23enne di Colceresa, e Oldrada Silvia De Vicari, studentessa 21enne di Marostica, per vivere questa favola moderna che da 100 anni incanta. Una macchina organizzativa già in moto. L'appuntamento è fissato per il 6, 7, 8 settembre 2024. Da Marostica andiamo a Pieve del Grappa, al centro Don Chiavacci di Crespano. È stato inaugurato un percorso botanico naturalistico inclusivo accessibile a tutti. Un percorso ad anello che si snoda per 130 metri partendo dalla casera all'altezza del primo parcheggio sulla strada che porta verso il centro. Al centro Don Chiavacci di Crespano di Pieve del Grappa, aperto in questo mese di settembre, dedicato al tempo del creato, un sentiero naturalistico accessibile a tutti, in particolare ad anziani e persone con disabilità e difficoltà motorie. Questo evento ha aperto le porte veramente a tutti coloro che prima di questi giorni facevano fatica ad accedere alla montagna per problemi di mobilità o addirittura di vista. E quindi attraverso il nostro sito del centro Don Paolo Chiavacci oppure telefonando è possibile visitare questo sentiero. Nell'arboreto didattico di piante aghifoglie sono stati disposti alcuni pannelli nei quali leggere e ascoltare, puntando i codici QR, il pensiero di uomini e donne che riflettono e si battono per la salvaguardia del creato: Papa Francesco, Greta Thunberg, Carlo Petrini. Il sentiero è stato realizzato grazie ai fondi per l'inclusione e promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con la Diocesi di Treviso, l'URSS 2 Marca Trevigiana, il Comune di Pieve del Grappa e la Riserva Biosfera Monte Grappa MAB UNESCO, una possibilità di contatto unico con la natura per vivere attimi di silenzio in un'oasi di pace. Ora andiamo al santuario di Monte Berico, perché con l'approssimarsi della festa patronale degli Otto, il Museo d'Arte Sacra annuncia un'importante novità per quanto riguarda il ritratto ufficiale della veggente della Madonna.
all'interno del nostro museo ci sono alcune opere salienti, opere identitarie, e una di queste opere è un'icona devozionale dedicata alla testimone delle apparizioni, Vincenza Pasini, così la conoscono tutti i vicentini, anche se i libri antichi in realtà la preferiscono chiamare Donna Vicenza. Si tratta di un'icona, un'opera unica che in passato è stata esposta al culto nella chiesa di Ognissanti che anticamente si trovava a Borgo Berga. Il quadro venne poi portato al santuario mariano all'inizio del XIX secolo. E qui abbiamo quel ritratto di cui vi ho parlato, il ritratto di Donna Vicenza. C'è un volto di un'anziana donna, una donna che aveva superato la soglia di 70 anni, con questo sguardo che è uno sguardo pensoso e che così a noi appare anche triste, probabilmente memore, anzi sicuramente memore di quello che è la tragedia della peste protratta per 24 anni. Un ritratto che nella tradizione è poi rimasto il volto ufficiale della veggente. In vista dell'imminente festa patronale verranno a breve pubblicati i risultati di una ricerca scientifica compiuta su quest'opera, avviata per datare con esattezza il manufatto. Le indagini diagnostiche non invasive hanno permesso di approfondire l'origine storica e iconografica, svelando alla fine una vera e propria sorpresa sotto il velo attualmente visibile. Togliendo, come dire, questo velo che noi vediamo e indagando con le sofisticate tecnologie fotografiche, emerge un volto che è maggiormente sereno, ossia lei ride. Rimaniamo a Vicenza, cambiando totalmente argomento, però con il bilancio dei controlli straordinari che si sono svolti da parte delle forze dell'ordine a Campomarzo. La lotta al degrado concentrata nelle zone di Vicenza dove più alto è l'allarme sociale si è concretizzata materialmente nel fine settimana con l'ultima operazione di polizia disposta dal questore nei luoghi da dove provengono maggiori segnalazioni dei cittadini. Concordati in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli agenti hanno intensificato presenze e attività nel centro storico, nelle aree a ridosso di alcuni centri commerciali, dove anche recentemente ragazzi minorenni sono stati vittime di attività delittuose scongiurate con l'arrivo delle forze dell'ordine. Campomarzo e il Quadrilatero si confermano in testa alla priorità, ma in questo weekend le pattuglie hanno ispezionato anche 3 quartieri caldi, San Pio X, Ferrovieri e Laghetto. Posti di controllo sono stati disposti nelle ore serali e notturne lungo le principali arterie stradali, presidiando Ponte degli Angeli, Viale San Felice Fortunato, Riviera Berica e Giardini Salvi. 63 le vetture controllate, 152 persone identificate, di cui 85 stranieri e 41 pregiudicati. Al termine dell'attività sono stati disposti 3 allontanamenti dal territorio nazionale per pregiudicati stranieri irregolari in Italia, tra cui a un 38enne arrestato circa una settimana fa proprio a Campomarzo per spaccio di stupefacenti e appena scarcerato. 5 fogli di via dal comune di Vicenza per soggetti socialmente pericolosi con l'obbligo di non ritornare nel capoluogo berico per un periodo di 3 anni. 5 avvisi orali per cittadini italiani stranieri con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e lo spaccio di stupefacenti. Ultima pagina e parliamo della festa dello sport e dell'inclusione in piazza Pierobona Cittadella, dove si sono esibiti campioni di freestyle nell'ambito della manifestazione Crossabili Show. Spettacolo emozionante quello offerto dai campioni di freestyle e motocross, ospiti del Crossabili Show in piazza Pierobona Cittadella, una manifestazione che coniuga sport, divertimento, show e soprattutto inclusione. L'appuntamento, curato da Mattia Catapani, il 33enne campione di motocross, paraplegico da 10 anni dopo un gravissimo incidente in gara, punta proprio a questo: offrire alle persone con disabilità attività di condivisione, autonomia e sport. 300 gli ospiti d'onore della manifestazione di Cittadella, persone con disabilità a cui il divertimento è stato garantito.
Rimaniamo nell'Alta Padovana, da Cittadella Trebasele, che domenica c'è stata la Fiera degli Uccelli, ma sarà giovedì prossimo la giornata clou della 839esima Fiera dei Mussi, proprio a Trebasele. La Fiera dei Mussi, è inutile dirlo, è l'appuntamento più importante dell'anno per la città. Esatto, infatti tutti aspettano in trepidante attesa soprattutto giovedì 7 settembre, che è proprio la giornata della fiera con la mostra bestiame, espositori, e veramente è la giornata della tradizione, anche con la famosa trippa delle 6:30 della mattina al Parco Draganziolo, quindi tutti accorrono appunto per rispettare queste tradizioni e per passare una giornata di festa. Quali saranno le novità e gli appuntamenti più importanti di quest'anno? Allora, indubbiamente giovedì 7, l'8 che è il giorno del Santo Patrono. Quest'anno come novità abbiamo il FIO in fiera, infatti 15 ragazzi la serata prima di giovedì 7 settembre passeranno la notte in tenda ascoltando la storia della fiera e poi la mattina vedendo appunto nascere la fiera con l'arrivo del bestiame, l'arrivo degli espositori, per capire appunto da dove provengono le nostre radici. Ecco, radici che vengono rispettate, questo legame insomma è molto forte, molto sentito nel vostro territorio. Certo, non solo per i cittadini del nostro comune, ma anche veramente per i cittadini sia dei comuni confinanti sia delle province confinanti. Mussi che saranno i grandi protagonisti? Assolutamente sì, e quest'anno faranno anche parte della sfilata del 7 di settembre, infatti ci sarà la trasumanza dei Mussi e poi si troveranno numerosi al Parco Draganziolo assieme a tantissimi altro bestiame. Dunque questo è l'appuntamento a Trebasele, che siamo in chiusura, diamo un altro sguardo ai quotidiani online. Vedete questa notizia che viene lanciata dal Gazzettino Online. Siamo a San Giorgio delle Pertiche e fa pipì contro un'auto dopo la festa in un locale, massacrato di botte un 28enne. Si trova in coma. Questo è quanto accaduto a San Giorgio delle Pertiche, se questo è il sito del Gazzettino Online. Dunque Focus TG termina qui, noi vi ringraziamo per averci seguito e naturalmente vi rimandiamo alla fascia di informazione della nostra emittente a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, poi naturalmente questa sera a partire dalle 21:10 Focus condotto dal nostro direttore Luigi Baciali. Grazie per averci seguito, arrivederci.